Nel segno della continuità, a Zero Branco i cittadini hanno voluto Luca Durighetto come sindaco. Sostenuto dalla lista civica Feston dal nome del suo predecessore, ha ottenuto 3.323 voti ed ha vinto con il 51,77%. A seguire Elisabetta Bortoletto del centrodestra con il 36,66% ed infine Melita Gobbo con la lista Per Zero l'11,58%. Ed ora portiamo avanti quello che avevamo lasciato, spiega il neo sindaco. Prima fra tutti il completamento della rotonda all'incrocio fra la Noalese e la provinciale 65 che porta verso Sant'Alberto. Ma non è tutto. Altre cose in cantiere già pronte da partire, tra cui la palestra che io mi auguro di iniziare a cantierare il prima possibile e poi di andare a risistemare quei tratti di pista ciclabile esistente e di andare a completare laddove non ci fosse, tenendo conto che le priorità sono date non soltanto dal numero di residenti ma anche dal numero di veicoli che percorrono le strade. Alla domanda sulla nuova giunta il neosindaco si limita a dire che ci stanno lavorando, ma le idee sono chiare. È bello essere la continuità del precedente, ma bisogna anche dare dei segnali di innovazione, bisogna anche dimostrare di non essere la fotocopia di quello che è stato. Tutti noi per primi ci aspettiamo un cambio di passo. Siamo riusciti, e lo abbiamo ribadito più e più volte, a pagare buona parte dei debiti che questo comune aveva. Adesso è il tempo di costruire, anche con le nuove leve. Ovviamente non mancherà la presenza di Mirko Feston. È certo che lui avrà un ruolo all'interno di questa squadra non secondario.